Di fronte ad una politica regionale che taglia i servizi, i posti letto e non investe nel territorio, diciamo basta. Così la CGIL ha deciso di scendere in piazza e protestare contro le schede ospedaliere della regione. L'appuntamento è per il 5 maggio alle 16 in piazza Giorgione a Castelfranco. La richiesta del sindacato è semplice. Chiediamo semplicemente di non tagliare alcun posto letto. La Regione si era impegnata nel 2012 ad attivare le strutture intermedie e tutti quei servizi nel territorio che potevano essere alternativi all'ospedale. Siccome non ha fatto nulla di tutto questo, noi diciamo prima fate quelle cose lì e date la percezione chiara al cittadino che c'è un'alternativa all'ospedale, ma finché quell'alternativa non c'è non si deve toccare un posto letto. Sugli ospedali di Castelfranco e Montebelluna è un caos. Si tratta di un'operazione tampone, denuncia la CGIL, che nasconde un'altra operazione, la gradualità del passaggio allo IOV. Il legislatore regionale ha fatto una grande confusione, prima con le schede, poi passi indietro. Dal 2000 ad oggi, hanno sottolineato i vertici sindacali, i posti letto si sono dimezzati, passando da 876 a 468. Non solo. Nei vari anni che si sono susseguiti dal 2008 in avanti si sono spesi e si stanno spendendo, perché i cittadini pagano ancora il canone di circa 49 milioni all'anno per la struttura ospedale di Castelfranco, e il rischio è quello che, oltre alle promesse fatte prima per convincere i cittadini e i sindaci di avere un ospedale, ora ci si ritrovi ad avere soltanto il canone da pagare. Dobbiamo pensare anche agli anziani, denuncia Barbiero. Siccome ormai gli anziani over 60 stanno sfondando la soglia del 30%, noi abbiamo la necessità di avere nel territorio i servizi e quindi l'ospedale serve per dare una risposta sulle tipologie di malattie croniche standard, in particolar modo per le persone anziane, in modo che ci sia la prevenzione, sia la cura, ma anche la riabilitazione. Se la situazione dovesse rimanere come è stata prospettata, il rischio è questo. Rischia che arriva lì, se gli va bene lo caricano in un'ambulanza e lo portano dove c'è un posto, o altrimenti, se gli va peggio, rischia di dover salire in macchina e andarsi a cercare un posto letto ospedaliero per un intervento banale di chirurgia.